Benvenuti, caduto dalle stelle, in diretta su Studio 90 Italia. Amici e amiche, è giunto il momento dei nostri consigli utili. E come di consueto, appuntamento, rubrica dei consigli utili. Come ogni giorno, eccoci pronti per parlare oggi. Di cosa parliamo oggi? Degli alimenti per prevenire le infezioni batteriche. Ebbene sì, altro consiglio molto utile, cari amiche. Allora, intanto i probiotici per proteggerci dalle infezioni sono utilissimi. Spesso nella nostra alimentazione non badiamo molto a questi probiotici di origine naturale. Per esempio, è piuttosto comune ricorrere alle bevande a base di latte, arricchite anche artificialmente con Lactobacillus casei, senza pensare che in natura esistono proprio prodotti che lo contengono, come il cioccolato fondente, i krauti, il tè di kombucha. Sono ottimi alimenti che prevengono le infezioni e rafforzano il sistema immunitario. L'aloe vera, bere ogni giorno un bicchiere d'acqua tiepida con un cucchiaino di gel di aloe è un'ottima soluzione per proteggerci da molte infezioni, anche perché la sua pianta è antinfiammatoria e antibatterica ed è anche una preziosa fonte di vitamine A, C, E, B1, B2, B3, B6, B12 e acido folico. È anche sorprendente il suo apporto di minerali perché contiene calcio, zinco, cromo, selenio, ferro, rame e magnesio, quindi tutte queste sostanze ci aiutano anche a fronteggiare molte malattie senza dover ricorrere poi a complementi vitaminici. Anche la curcuma agisce come un potente agente antibatterico, quindi utilizzatela anche con un po' di miele e questo rimedio vi permetterà anche di rafforzare il sistema immunitario e di prevenire molteplici infezioni. L'aceto di mele, ecco, anche oggi stesso potete cominciare a utilizzare questo rimedio naturale dopo il pasto principale. Per esempio, si può bere un bicchiere d'acqua con un cucchiaino di aceto di mele. Insomma, vabbè, dai, ci proviamo. Grazie a questa semplice proposta miglioreremo non solo la nostra digestione, ma equilibreremo anche il pH del nostro organismo. Il tè all'aglio per combattere le infezioni e per uccidere le persone poi quando ci parli. No, scherzo, dai. Il tè all'aglio, se ancora non l'avete provato, si può fare, si può preparare. Vi offre anche una quantità di vitamine A, B1, B2 e C, è un eccellente antiossidante. È risaputo che l'aglio è un eccellente antibiotico naturale e se iniziassimo a consumarlo almeno 3 volte a settimana potremmo anche prevenire dei disturbi come il raffreddore, l'influenza. Ecco, molti magari non lo sanno, però è molto utile. Anticamente i soldati greci, pensate, utilizzavano questo tè all'aglio dopo le battaglie per curare le ferite, e quindi perché non provare anche a bere questo tè una volta tornati a casa dopo una giornata stressante e piena di lavoro? Ecco, potrebbe essere un consiglio utile questo. Noi invece torniamo tra poco. Vorrei salutare Samantha che ha inviato un messaggio al 380 19 33 500. Grazie, sei carinissima. Mi scrive: buongiorno, grazie per la dolce compagnia che mi regali ogni giorno. Vero quello che dici, ho fatto per 11 anni la barista e il sorriso è importantissimo. Un saluto ai miei ex clienti, Samantha. Un bacione anche a te, Samantha. Salutiamo per te anche i tuoi ex clienti e quindi mi raccomando, amici baristi, commesse e tutto il resto, sorridete quando entrano i clienti, è importante. Noi andiamo avanti con la musica. C'è Giorgia. Studio 90 Italia. Solo musica italiana.